Mantova 6 ottobre. Flavio Tosi ha fissato data e luogo dell'evento che potrebbe scompigliare lo scenario politico nazionale, dando il via ad una nuova leadership per il centrodestra. Il 6 ottobre, dalla provincia più a sud-est della Lombardia, il sindaco di Verona presenterà infatti la sua fondazione, che coinciderà con il lancio della sua candidatura alla presidenza del Consiglio nelle eventuali primarie del centrodestra. Da tempo Tosi, nemmeno troppo sotto traccia, stava lavorando a questo progetto. Oggi ha rilanciato spingendo l'acceleratore sulle primarie. Visto che prima o poi si tornerà al voto, ha spiegato Tosi, e considerato che si dovrà individuare un candidato premier, trovo giusto che siano gli elettori di centrodestra a tornare finalmente protagonisti. Eppure l'idea non piace a tutti nel Carroccio e mette ancora una volta Tosi in contrasto con Bossi, che durante un comizio a Doppeano lo ha accusato di avere rovinato il Veneto. Ne prendo atto, ha detto con un sorriso Tosi, che però dovrà fare i conti anche con più di qualche militante del partito. Contrario alla candidatura di Tosi, l'imprenditore trevigiano Giuseppe Covre, che nel periodo più nero del Carroccio, alle prese con gli scandali legati ai diamanti, al tesoriere e alla famiglia di Bossi, aveva assieme al sindaco di Montebelluna lanciato il manifesto per il nuovo Carroccio. Questo governo sta governando abbastanza bene, visti i tempi, visti le difficoltà, e mi auguro che questo governo sopravvive ben oltre il 2014, per cui pensare oggi, 2013, per oltre il 2014 e forse oltre il 2015, secondo me è un po' fuori luogo. Ma c'è anche un'altra ragione a suscitare le perplessità di Covre, ed è la guida in Veneto di un partito, la Liga, che ha bisogno di essere ricostruito nel contesto della Lega Nord. Come dovrebbe essere questo recupero? Attraverso alcune idee, non tante, poche ma chiare, discusse tra la militanza e portate avanti. Per la leadership del paese lascerei a qualcun altro il compito.